Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Oggi è una bella giornata, anche se fuori piove, però abbiamo il piacere di ospitare a Palazzo Ferrofini, Regione Veneto, per questa conferenza stampa il sindaco Paolo Polati di San Pietro in Gu, che saluto, il vice sindaco Matteo Capozzo, l'assessore con delega alla cultura Lorenza Prandina, l'assessore con delega all'agricoltura Nereo Zaupa, i signori Angelo Nicolin con il figlio, il signor Silvano Nicolin con la consorte, i rappresentanti di tutta la Malga Monte Rossignolo, la signora Sasso Arianna, rappresentante della Malga Campo Est, e il figlio Alberto, e comunque salutiamo il signor Zanolo, la signora Zanolo Gianna, rappresentante della Malga Montagna Nuova di Dietro, che invece non ha potuto essere con noi quest'oggi. Abbiamo il piacere oggi di presentare in questa conferenza stampa un video che di fatto per la prima volta è stato realizzato, che racconta una delle manifestazioni, io credo, meravigliose della nostra provincia di Padova, che si svolge all'interno comunque del territorio veneto, perché di fatto racconta una delle tradizioni più radicate, che di fatto racconta la storia del nostro popolo veneto e non solo, in quella che è una tradizione che è la festa della transumanza. Ormai 20 anni che San Pietro in Gu festeggia il rientro ovviamente dall'alpeggio delle mandrie con i malgari, il rientro dopo diciamo uno dei periodi più belli e tipici di quello che racconta la storia della nostra agricoltura. È una festa che fa vivere le nostre comunità, che lungo il tragitto di rientro, in questo caso da Asiago fino a San Pietro in Gu, colpisce l'attenzione dei nostri cittadini, delle nostre comunità lungo il percorso di rientro, nonostante la difficoltà sempre più difficile e quindi che impegna i malgari e non solo tutte le strutture per accompagnare le amanti lungo le strade urbane, che diventano sempre più trafficate, sempre più impegnative dal punto di vista della responsabilità, ma che ancora oggi invece richiama l'attenzione di tutte le persone, di tutti i giovani amici, i nostri ragazzi, di tutte le famiglie, quando sentono da lontano anche avvicinarsi il suono dei campanacci, delle mandrie, con tutte le tradizioni dei nostri malgari, anche nel loro abbigliamento tradizionale. Quindi io ringrazio per questo grande lavoro che ogni anno si svolge, l'impegno dell'amministrazione. Grazie per essere venuto qui a Ferrofini, sindaco, a presentare questo video, e ti lascerei la parola, e poi spero che anche magari qualcuno dei nostri ospiti, in un palazzo Ferrofini, che è il palazzo del Consiglio regionale, siete a casa vostra, siete i nostri pilastri, siamo molto orgogliosi di avere persone come voi, quindi se avete piacere di fare un saluto a noi fa piacere. Sindaco, a te, grazie di essere qui. Grazie consigliere Enoch Soranzo, grazie Enoch per questo invito. Oggi è un grande onore essere qui a Palazzo Ferrofini, sede della Regione del Veneto, a presentare ufficialmente questo docufilm dal titolo 100 giorni tra Cargar e Scargar Montagna, la transumanza, voluto dalla nostra amministrazione comunale e realizzato anche grazie al contributo della Regione Veneto, che a valere sulla legge regionale inerente alle iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, l'anno scorso ci ha riconosciuto un contributo di 9.240 euro. E questo aiuto è veramente importante per un comune piccolo come il nostro, dove fare cultura non è proprio così semplice, nel senso che i soldi scarseggiano, la coperta è corta, però ci teniamo tanto a fare cultura, e quindi grazie alla Regione per questo aiuto, perché ha saputo credere, ha veramente identificato un'iniziativa meritevole e meravigliosa, e grazie al consigliere Soranzo, che è sempre stato disponibile in questo percorso. Che cos'è la transumanza? Per chi non lo conoscesse, nel senso che la Regione Veneto è una regione ampia, spazia dai monti al mare. La transumanza è un evento folcloristico che riporta in vita la pratica tipica del nostro territorio, denominata Cargar e Scargar Montagna, cioè la tradizione del portare in alpeggio le mandrie dalle stalle alla pianura durante il periodo estivo, che trova inizi verso la fine dell'Ottocento. Da ormai 20 anni il comune di San Pietro in Gu valorizza
questa antica pratica agricola con la festa della transumanza, proprio in occasione del rientro delle mucche dall'alpeggio. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora alcune famiglie del nostro paese, tra cui la famiglia Nicolin, la famiglia Sasso e la famiglia Sandonà, che partono a maggio, trascorrono il periodo dell'estivo in Malga e poi tornano giù. E quindi anche grazie insomma al lavoro iniziato 20 anni fa con le precedenti amministrazioni si è voluto dare corso, valorizzare, e quest'anno in occasione proprio del 20° anniversario abbiamo voluto creare questo docufilm che diamo avvio. Prego. Si deve voler bene una mucca, infatti noi al mattino la prima cosa che guardiamo la salute della mucca, perché è da là che dopo esce il latte, che dal latte esce il formaggio. Se una mucca sta male il formaggio non esce, oppure esce però non ha le stesse caratteristiche che deve avere il formaggio. Più la coccoli, più li vuoi bene e più ti dà. La giornata tipo del Malgaro, 4:45 sono a sveglia, si comincia la mungitura, circa alle 5:30, meno 20 alle 6, si accendono le luci in caseificio. Cominciamo dal burro, dopo del burro scarichiamo il latte in caliera e da là cominciamo le prime lavorazioni, la salamoia, la frescura, il magazzino, facciamo 2 o 3 tipi di formaggi. Con qualche altra ragazza che mi dà, un ragazzo che negli ultimi anni qua, volenterosi, bravi, ti danno una mano negli ultimi anni, facciamo la lavorazione del latte. Poi si ricomincia di nuovo, chi va a vedere le manze sulle altre malghe, controllare se sono tutte a posto, si va a ritirare gli animali che sono al pascolo, si comincia la mungitura del pomeriggio e fino a sera, fino alle 7:30 circa, 7:30, 8, finiamo tutti i lavori che ci sono da fare. La sera ci riuniamo tutti qua a tavola, delle volte siamo in 4-5, delle volte siamo anche in 10-12. Finiamo la serata con la cena e ci raccontiamo 4 cose che sono successe durante il giorno, insomma, come una famiglia, anche se è allargata, ma siamo una famiglia. Abbiamo visto negli ultimi anni qua che ci sono tanti ragazzi che riprendono il vivere in natura, il vivere in malga, e siamo stati molto soddisfatti anche negli ultimi anni qua, perché abbiamo visto ragazzi veramente volenterosi, anche chi a casa non ha neanche una gallina, si può dire, che però vuole provare l'esperienza di malga. Chi in positivo, chi magari l'ha provata e si è reso conto che è una cosa troppo pesante, che non fa per lui, insomma. Però la maggior parte, diciamo quell'80-90% di ragazzi hanno portato a casa un bagaglio di esperienza che hanno fatto qua in 40 giorni, 45, non l'hanno fatta in tutti gli anni scolastici che hanno fatto nelle varie scuole, insomma. È stata una cosa che gli è rimasta dentro e che la porteranno, me lo dicono loro, realmente la porteranno a vita quella esperienza che abbiamo fatto qua.
con le cose positive e con le cose negative, come in tutti i settori, insomma. Ecco. Bene, abbiamo visto il primo tratto di questo docufilm. Abbiamo pensato assieme al regista Andrea Azzetti di strutturarlo con 3 tematiche sostanzialmente. La prima parte relativa alla vita in Malga, in questi 100 giorni che le nostre famiglie trascorrono in Malga, immersi nel verde della natura, il verde della montagna, anche affrontando alcune difficoltà come il tema dei lupi. La seconda parte del docufilm riguarda invece il viaggio che si svolge partendo il sabato pomeriggio e arrivando fino a Marostica sabato notte, per poi proseguire la domenica mattina fino a San Pietringù, e l'ultima parte riguarda invece l'arrivo vero e proprio nel nostro piccolo ma meraviglioso paese. Attualmente, come vi dicevo prima, abbiamo 3 famiglie. La famiglia Nicolin che prende possesso, è presente all'interno della Malga Monterossignolo. La famiglia della signora Arianna Sasso, quindi abbiamo anche un'imprenditoria agricola femminile all'interno di Malga Campo Est, e la famiglia Sandonà invece presso Malga Montagna Nuova di Dietro. Non abbiamo soltanto 3 famiglie, abbiamo tutto un contesto agricolo che affida a queste 3 aziende agricole i loro animali per portarli durante il periodo estivo all'alpeggio. Abbiamo anche i cavalli, ad esempio, nelle Malghe, e non vi nascondo, e anzi vi invito ad andarli a trovare, perché all'interno delle Malghe si può vedere sicuramente tutta quanta la parte degli animali che vivono immersi nella natura, ma c'è anche lo spazio con prodotti buonissimi, e anche si può assaggiare del cibo buono e veramente appetitoso. E quindi prossima estate andate a fare un giretto in Malga che vi divertirete sicuramente. Passiamo pure con la seconda parte.
E passo dopo passo la mandria ritorna finalmente a casa dopo 100 giorni. E vi posso dire che in questi 5 anni di amministrazione le nostre vacche sono consapevoli del percorso che fanno, non occorre guidarle, loro sanno benissimo quale strada devono percorrere. Una volta che la mandria è avviata, quando parte quel trattore, non occorre Google Maps, loro sanno dove girare e quale strada seguire. Ed è veramente entusiasmante ed è emozionante vedere gli occhi delle persone che si illuminano all'arrivo delle vacche. Passano per Conco, Lusiana, arrivano a Marostica e il comune di Marostica mette a disposizione uno stallo che ha appositamente creato per tutte quante le mandrie. Oltre a San Pietrangelo ci sono anche altri paesi dell'Alta Padovana che fanno questo tipo di avventura, perché poi insomma è un percorso impegnativo e comunque insomma vedere l'emozione negli occhi delle persone è una cosa veramente incredibile. L'arrivo a San Pietrangelo è una grande festa che attira sempre più persone. Nel corso di questi 5 anni, nonostante il Covid, abbiamo visto aumentare il flusso di persone e questo ci aiuta anche a livello di volontariato locale, perché riusciamo a mettere in risalto le ricchezze del nostro paese. Abbiamo fatto sinergia con le associazioni, con la Proloco, abbiamo messo a regime e a sistema anche il locale museo delle risorgive, perché San Pietrangelo è un paese ricco d'acqua e quindi questo è anche un fattore che aiuta l'agricoltura locale con i prati stabili. E il consigliere Soranzo è un nostro grande amico che ogni anno ci onora della sua presenza e anche si diverte, perché pensate, il primo anno ho chiesto al caro Enoch, dai che facciamo la sfilata assieme, mi ha detto ma c'è tanto da camminare, ho detto sì, dobbiamo camminare, però Enoch, le persone come accolgono, come ci hanno accolto di anno in anno? No, devo dire che a San Pietrangelo c'è una comunità straordinaria che partecipa, molto numerosa, direi che affolla le strade, quindi ti avvolge, è stato per me un onore, un piacere sempre essere tra di voi. Mi sento un po' anche nella famiglia di San Pietrangelo. Esatto. La cosa fantastica è che va un ringraziamento all'amministrazione comunale, a tutti voi che lavorate, a tutte le aziende agricole, perché oggi siete sempre meno. È un lavoro comunque che ricordiamo faticoso, non è un lavoro insomma semplice, ma racconta la passione negli occhi anche delle aziende, dei malgari, di voi, insomma anche dei giovani cittadini, si respira e si vede la felicità di un ritorno a casa che però porta al suo interno tutto quello che è il patrimonio delle tradizioni, della felicità di vedere la propria terra vivere un momento di festa che dopo tanto lavoro dovrebbe portare poi al rientro per dei grandi risultati anche in termini dal punto di vista della nostra filiera agroalimentare. È una cosa poi bellissima perché poi non è solo il rientro e quindi la festa della transumanza non è solo il rientro delle nostre mandrie con i nostri malgari, ma è anche un respirare quelli che sono gli antichi mestieri della nostra terra. Ci sono tantissimi prodotti tipici, straordinarie produzioni e quindi quella filiera a chilometro zero che si beve e si respira, quindi voglio dire, per me è una festa, un giorno che vengo sempre volentieri e credo che sia oggi per noi, per la Regione Veneto, un punto sicuramente di orgoglio poter presentare qui e un video che racconta quelle fasi che normalmente vivono i malgari, vivono chi partecipa all'interno del periodo di soggiorno delle mandrie, ma che in verità poi ha tantissimo. Cioè, io ho sentito racconti di chi ha partecipato che è stata un'esperienza indimenticabile, quindi non è solo faticoso, ma diventa anche un'esperienza indimenticabile che arricchisce anche i giovani ragazzi e giovani ragazze che la fanno. Quindi complimenti, posso dire, spero mi accoglierete sempre così, spero che nessuno molli mai, perché se mollate voi il Veneto abbiamo dei grossi problemi. Quindi grazie per tutto quello che fate, soprattutto per trasmettere ai giovani, che è una cosa importantissima, perché se no sarebbe disperdere un patrimonio di tradizioni non rinnovabile. Quindi grazie. Cosa dire? Se tutti i cittadini di San Pietrangelo e tutti i comuni vicini vivono la terra, il vostro paese come la vivete voi,
avremo delle strade piene, i paesi veramente pieni, non avrebbero problemi magari di essere magari divisi o distanti da casa a casa, da comunità a comunità. Quindi grazie e complimenti. Grazie. E prima di passare all'ultimo tratto, insomma, colgo anche l'occasione di questa sede importante, perché dal 2024 la festa della transumanza e dei prodotti tipici dell'Alta Padovana è iscritta nel registro regionale delle manifestazioni storiche di interesse locale. E quindi io voglio veramente ringraziare la mia squadra, la mia giunta, l'assessore Lorenza Prandina, l'assessore Nerio Zaupa, il vice sindaco Matteo Capozzo, l'assessore Federica Polati, il consigliere delegato Michele Carli e tutta quanto il gruppo di maggioranza, tutta l'amministrazione, tutto il comune per aver creduto, aver supportato e aver portato avanti questo percorso. C'è anche un filo di emozione in questa cosa, perché avere questo riconoscimento insomma è importante. Okay? Per citare la squadra gli ha dato via la voce. Esatto. Insomma, il sindaco da solo non fa niente se non c'è una squadra dietro che lo supporta. È proprio così. Esatto. Abbiamo voluto veramente questo docufilm per mantenere la memoria di questa tradizione e consegnare alle nuove generazioni questo prezioso patrimonio tipico della nostra storia. Durante i viaggi che ogni anno, insomma, il viaggio di piacere, di cortesia, ma veramente con grande affetto faccio assieme con la giunta che vado a fare il giro delle Malghe. Quest'anno in particolare ho scoperto anche un'altra chicca, consigliere Soranzo, e cioè che le nostre Malghe sono anche vissute da giovani studenti e studentesse che fanno il periodo dell'alpeggio come stage estivo. Si divertono, fanno pratica, nascono anche degli amori, perché c'è da dire anche questo, ok? Però è veramente tanto emozionante. Concludiamo con l'ultima parte, con l'arrivo della Mandria a San Pietringù. Grazie. Per noi è una grande festa più che esterna all'interno di noi fratelli, perché portiamo tutta la conoscenza della nostra generazione, delle nostre precedenti generazioni e tutto l'orgoglio che hanno avuto i nostri precedenti avi. Siamo contentissimi che il nostro paese ci riceva non a braccia aperte ma di più. Vediamo anche noi quando passiamo con le vacche, certe persone si commuovono. Negli anni scorsi c'erano i vecchietti che uscivano alle finestre e piangevano perché ricordavano i propri genitori, ricordavano quando tornavano dalla Malga dopo 3 mesi che non li vedevano, arrivavano a casa con le vacche. Ci sono ricordi che continuano a tornare, i suoni dei campanacci che continuano per un quarto d'ora, mezz'ora a passare il paese e portano moltissimi ricordi per chi l'ha vissuta, insomma. La festa è diventata una cosa che ci tiene molto al paese, è molto sentita come festa. 20 anni di transumanza, un traguardo per il nostro piccolo paese. 20 anni di storia che sono costruiti nel corso del tempo, 20 anni
di una grande passione, quella per gli animali, per la vera agricoltura, per il rispetto. La transumanza è uno stile di vita. Grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento e sono impegnati. Del Moro di Bigarella. San Farma di Migliano di Misura, Siciliano San Donato. Gianna. Azienda agricola Sasso Arianna. Azienda agricola della società Fratelli Nicoli. Appuntamento al 6 di ottobre. È terminato il video, giusto? Sì. Ok, se alziamo le luci. Allora concludiamo questa conferenza stampa ringraziando il sindaco, tutta l'amministrazione, tutte le aziende e le famiglie che rendono possibile questo
meraviglioso evento, ma soprattutto che come Regione Veneto saremo sempre al vostro fianco per la festa della transumanza, ma per tutta la filiera dell'agricoltura. E credo di poter dire, Sindaco, questo era il video della 20ª edizione. Esatto. 20 anni di storia, 20 anni di festa, 20 anni di comunità, 20 anni di tipicità, di tanta storia, di antiche tradizioni, antichi mestieri. Ci diamo appuntamento, quindi credo al 6 ottobre, giusto? 6 Esatto. ottobre per la 21ª festa della transumanza a San Pietro in Gue. Quindi che tutto il Veneto e non solo saranno felicemente ospitati dalla comunità di San Pietro in Gue per fare festa tutti insieme, giusto? Esatto, noi vi diamo appuntamento al 6 ottobre con la 21ª edizione della Festa della Transumanza. Grazie.